Abitante del pianeta Terra, questa storia oggi è per te. Ed è una storia che ricorderai per sempre. 1967. A pochi passi da Göteborg e a poche ore di cammino dalla foresta amazzonica c'è un paesino, Casalserugo. E il 15 di agosto sono le ore 13:30 e inspiegabilmente fa molto caldo. Donna Lucia sta per dare alla luce un bimbo, che ben presto passerà alla storia come il più grande talento calcistico che il Veneto abbia mai conosciuto. Paolo Roberto Andrade Sitalius Tupilo Soccalvo, detto Vanni Ceggia. Vanni Ceggia è probabilmente il calciatore più completo che il dio calcio abbia mai plasmato. Inizia a dare i primi calci ad un pallone alla tenerissima età di 27 anni. Molti gli dicono che forse è troppo giovane, ma lui non si perde d'animo e con grande forza di volontà, gli inglesi dicono willpower, ogni giorno prende la macchina, percorre 1 chilometro per andare a giocare con gli altri bambini. Perché per lui il calcio non è semplicemente uno sport, è vita. Gli inglesi dicono it's life. Vanni Ceggia è un predestinato, ma viene da una famiglia povera, suo padre è un notaio, sua madre è un chirurgo, non ha i soldi per comprarsi un pallone e così decide di fabbricarsene uno da solo, perché ha letto da qualche parte nei libri di scuola che Pelé, Maradona, Gandhi palleggiavano con un pallone fatto di stracci, ma lui a casa di stracci non ne ha e allora decide di far girare la ruota dell'ingegno qui nella testa, gli inglesi dicono the road from e così prende un sacchetto di nylon blu, lo riempie di sassi e il gioco è fatto. È un'opera d'arte. Fin dai primi calci sofferenti a quel pallone, Vanni Ceggia capisce di avere un grande talento. Ciò che non sa è che ben presto busseranno alla sua porta gli eventi, il destino, il fato. O come dicono gli inglesi, toc toc, chi è? Perché Vanni Ceggia vuole subito colpire di testa come il suo idolo, l'inglese Mark Hatley, e così prende il pallone, lo lancia in aria, stacca da terra e con perfetta coordinazione colpisce di testa. Ma in quel mentre, inspiegabilmente, la testa fa crack. Chi l'avrebbe mai detto? È incredibile come la sfortuna possa metterci lo zampino in un gesto tecnico così perfetto. Ma il calcio sa essere anche bastardo. Gli inglesi dicono it's cancro e quando sei a un passo dalla Coppa del Mondo può toglierti tutto. Vanni Ceggia da allora non giocherà mai più a calcio. E questo abitante del pianeta Terra ci insegna come un piccolo evento sfortunato possa toglierci la possibilità di godere delle gesta di uno straordinario campione. Questa era la storia del più grande talento calcistico che il Veneto abbia mai conosciuto, quel Paolo Roberto Andrade Sitalius Tupilo Soccalvo, detto Vanni Ceggia, che passerà alla storia col soprannome di El Mona.